Eh sì, ci siamo, anche quest'anno sono pronte le olive, abbiamo qui le olive appena raccolte. Andiamo a vedere come fare la versione più semplice in assoluto. Faremo una ricetta davvero unica e facile. Beh, è la via di mezzo tra le olive schiacciate e le olive in salamoia. Vi faccio vedere come realizzare questa ricetta semplicissima in pochi minuti. Sicuramente è la ricetta più facile per fare le olive. Andiamo a vedere, benvenuti in Ricette Flash. Allora, tutto pronto per fare questa ricetta. Intanto qui abbiamo tranquillamente 400 g di olive appena raccolte, sono olive mescate, miste, aceto bianco, mezzo litro d'acqua, sale. Andiamo a mettere anche un ingrediente che vi faccio vedere dopo meglio, se no un po' di suspense. No, già si vede, vabbè. Andiamo a mettere anche qualche seme di finocchi. E così siamo pronti. Allora, per fare questo passaggio ci servirà o andiamo a pungere con questo qui, che praticamente è quello per andare a prendere i stuzzichini, servirà solo pungerla in un punto, oppure possiamo anche con una forchetta, come volete. Quindi andiamo a pungere le olive, in questo modo anticiperemo la loro macerazione, perché la versione di questa ricetta è delle olive in salamoia, ma guarda, così è più bello, anche perché sembra meno trattata l'oliva. Quindi vi faccio vedere da vicino, non è niente di complicato, bisogna semplicemente andare qua e pungere, ok? E li mettiamo tutti in questo barattolo, dove andremo anche direttamente poi a condirle e a conservarle, ma vi faccio vedere bene dopo. Bene, così una volta che le olive sono qua dentro, passiamo agli altri ingredienti. Primo in assoluto, sale. Quindi mettiamo un cucchiaione di sale, anche più, 1,5. Quindi ragazzi, sono circa da 16 a 18 grammi di sale. Poi mettiamo un ingrediente in più, dei semi di finocchio, giusto qualcuno che porterà un po' di sapore. Aggiungiamo per ogni 100 g di olive un cucchiaio di aceto, 1, 2, 3, 4. Quindi ogni 100 g di olive un cucchiaio di aceto e 5 g di sale. E così aggiungiamo l'acqua. In questo caso l'acqua poi cambia in base a contenitore che usate voi. Io qui ne avevo preso mezzo litro, però vedete, alla fine me ne è servita 480. Va bene così. Bene, a questo punto che le chiudiamo, qualcuno di voi mi chiede sempre: ma come faccio se poi viene la muffa, non viene la muffa? Allora, carta da forno mettiamo così, non vi preoccupate se esce l'acqua, va bene, vuol dire che stiamo bloccando, così deve rimanere l'acqua sopra, non devono rimanere le olive. E coperchio, aspettiamo dai 2 ai 3 mesi e la ricetta è pronta. Sì, ed è proprio vero, abbiamo finito. Qualche altro piccolo consiglio: state attenti al barattolo che usate, mi raccomando, deve essere ben pulito e sterile. Ovviamente io le olive le ho lavate prima che realizzavo la ricetta. E così siamo pronti. Fatemi sapere che ne pensate, ma vi assicuro che riuscirà. Ma mi raccomando, conservatele al buio e dopo le assaggerete. Quindi noi siamo, diciamo, fino a ottobre, novembre, dicembre. Verso metà gennaio sicuramente sono pronte, al massimo i primi di febbraio. Versione semplicissima delle olive fatte in casa.